Attenzione Brotto, Grotto e Vidal alle premiazioni. Eleonora Brotto, Vittoria Grotto, Elisa Vidal alle premiazioni. Grazie. Nobody here knocking at my door. The sound of silence I can't take anymore. Nobody ringing my telephone now. Oh, how I miss such a beautiful sound. This is what it feels like. Alberto Inglese 2:00.78 a metà gara, ancora lui davanti dalla quinta corsia. È la seconda serie, quella in corso. Andiamo a presentare i protagonisti della prima serie dei 400 stile libero assoluti maschili, ultima gara del pomeriggio. In corsia 1 Manuel Matteo Bortuzzo, Team Veneto. In corsia 2 è stato la medaglia d'argento ai campionati italiani di categoria classe 98, 400 stile libero, Gabi Scantamburlo, Team Veneto. In corsia numero 3, per i colori del Mirano Nuoto, è stato vice campione italiano giovanile di categoria nel 2012, Gabriel Saliu. In corsia 4 lo ritroviamo il pluricampione italiano giovanile del dorso, capace di andare a podio anche nello stile libero. Ha vinto un oro e un argento in Coppa Komen 2014, un oro e 2 argenti al Festival Olimpico della Gioventù Europea. È stato 11° nel dorso, al 5 Nazioni 2014, bronzo nei 100 dorso. Gianluca Gazzola, rappresentativa Cittadella. In corsia 5 Filippo Nanto, schio nuoto. In corsia 6 Federico Del Pup, per i colori del Team Veneto, è il campione italiano ragazzi della 3 km edizione 2013. In corsia numero 7 Pierandrea Matteazzi, nuoto Vicenza Libertas. In 8 Alessio Gerardin, Antares. E intanto l'arrivo con Leonardo Ongaro, 4:02 e 07, è lui che si aggiudica la serie numero 2 e va al comando della classifica provvisoria.